Glória a Dio. Glória a Dio. Allora, continuando, come abbiamo visto, la lettura in Genesi capitolo 24 e 25 parla dopo la morte di Sara, che Abramo, essendo già vecchio, ha chiesto al suo servo di andare dalla sua famiglia, dal suo parentato in Padan Aram, in Mesopotamia, per prendere una moglie per suo figlio Isacco. E una missione, una responsabilità da cui Abramo ha affidato a suo servo, una missione molto importante da compiere. Però Abramo aveva certezza che il Signore lo guiderebbe in quella missione, e così è stato fatto. Lui è andato e lì in Mesopotamia si è fermato fuori la città, dove c'era un pozzo, e in quel pozzo le donne venivano a tingere acqua, e come abbiamo letto Rebecca è venuta. Come è importante servire. Rebecca ha servito, ok, è stato un intervento di Dio. Dio è intervenuto lì. Però io dico una cosa: c'era già la predisponibilità sua di servire. Quando noi abbiamo la predisponibilità di servire, questa dobbiamo avere noi, Dio ci sorprendi. Quella donna poteva dire: ma scusi, io non ti conosco, Signore, io non la conosco, quindi non darò da bere né a te né ai suoi cameli. Lui non ha chiesto nemmeno per i suoi cameli, lui ha chiesto per sé. E come lui aveva pregato, il Signore ha fatto, perché veramente ha trovato lì una donna che serviva. Leggiamo ancora Salmo 4. Salmo 4. Salmo di numero 4. Leggiamo. Salmo di Davide. Quando grido, rispondimi, ó Dio, della mia giustizia. Quando ero nell'avversità, tu mi hai soccorso. Abbi pietà di me ed esaudisci la mia preghiera. Fino a quando, ó figli degli uomini, si farà oltraggio alla mia gloria? Fino a quando amerete la vanità e andrete dietro alla menzogna? Or sappiate che l'Eterno si è appartato uno che è santo. L'Eterno mi esaudirà quando griderò a Lui. Adiratevi e non peccate. Sul vostro letto meditate nel vostro cuore e state in silenzio.
offrite sacrifici di giustizia e confidate nell'Eterno. Molti dicono: chi ci farà vedere il bene? O l'Eterno, fa risplendere la luce del tuo volto su di noi. Tu mi hai messo più gioia nel cuore di quanto ne provano essi, quando il loro grano ed il loro mosto abbondano. In pace mi coricherò e in pace dormirò, poiché tu solo, o Eterno, mi fai dimorare al sicuro. Gloria a Gesù. Questa è la sicurezza, come Abramo ha avuto quella sicurezza, che ha clamato al Signore e ha inviato il suo servo, ma ha detto: tu vai, ma davanti a te vai l'angelo del Signore. È vero, noi facciamo, noi ci muoviamo, ma Dio si muove anche con noi. Marco capitolo 9. Leggiamo ancora. Marco capitolo 9. Poi disse loro: in verità vi dico che vi sono alcuni qui presenti che non gusteranno la morte, senza aver visto il regno di Dio venire con potenza. Sei giorni dopo Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni e li condusse in disparte. Essi soli sopra un alto monte, e fu trasfigurato davanti a loro, e le sue vesti divennero risplendenti e bianchissime come neve, più bianche di ciò che potrebbe fare alcun lavandaio sulla terra. Ed apparve loro Elia con Mosè, i quali conversavano con Gesù. Pietro allora, prendendo la parola, disse a Gesù: Maestro, è bene per noi stare qui? Facciamo dunque 3 tende. È bene per noi stare qui. Facciamo dunque 3 tende, una per te, una per Mosè e una per Elia. Egli infatti non sapeva che cosa dire, perché erano spaventati. E venne una nuvola che li adombrò, e dalla nuvola uscì una voce che disse: questo è il mio amato figlio, ascoltatelo. Ed improvvisamente, guardandosi attorno, non videro più nessuno, se non Gesù tutto solo con loro. Ora, come scendevano dal monte, Gesù ordinò loro di non raccontare ad alcuno le cose che avevano visto, fino a quando il Figlio dell'uomo sarebbe risuscitato dai morti. Ed essi tennero per sé quella dichiarazione e discutevano fra di loro che cosa significasse risuscitare dai morti. Poi lo interrogarono dicendo: perché gli scribi dicono che prima deve venire Elia? Ed egli rispondendo disse loro: Elia veramente deve venire prima e ristabilire ogni cosa, ma come sta scritto del Figlio dell'uomo, egli dovrà soffrire molte cose ed essere disprezzato. Ma io vi dico che Elia è venuto e gli hanno fatto tutto quello che hanno voluto, come era scritto di lui. Ritornato poi dai discepoli, vide una grande folla intorno a loro e degli scribi che disputavano con loro. E subito tutta la folla, vedutolo, si sbigottì e accorse a salutarlo. Allora egli domandò agli scribi: di che cosa discutete con loro? Ed uno della folla rispondendo disse: Maestro, ti avevo condotto mio figlio che ha un spirito muto, e dovunque lo afferra, lo strazia ed egli schiuma, digrigna i denti e si irrigidisce. Così ho detto ai tuoi discepoli di scacciarlo, ma non hanno potuto. Ed egli rispondendo gli disse: O generazione incredula, fino a quando sarò con voi? Fino a quando vi sopporterò? Portatelo da me.
ed essi glielo portarono. Ma appena lo vide, lo spirito lo scosse con violenza. Il fanciullo, caduto a terra, si rotolava schiumando. E Gesù domandò al padre di lui: da quanto tempo gli accade questo? Ed egli disse: dalla sua fanciullezza. E spesso lo ha gettato nel fuoco e nell'acqua per distruggerlo, ma se tu puoi qualcosa, abbi pietà di noi e aiutaci. E Gesù gli disse: se tu puoi credere, ogni cosa è possibile a chi crede. Alleluia. E subito il padre del fanciullo, gridando con lacrime, disse: io credo, Signore, sovvieni alla mia incredulità. Allora Gesù, vedendo accorrere la folla, sgridò lo spirito immondo, dicendogli: spirito muto e sordo, io te lo comando, esci da lui e non entrare mai più in lui. Alleluia. E il demone, gridando e straziandolo grandemente, se ne uscì. Il fanciullo divenne come morto, sicché molti dicevano: è morto. Ma Gesù, presolo per mano, lo sollevò ed egli si alzò in piedi. Or quando Gesù fu entrato in casa, i suoi discepoli lo interrogarono in privato: perché noi non abbiamo potuto scacciarlo? Ed egli disse loro: questa specie di spiriti non si può scacciare in altro modo, se non con la preghiera e il digiuno. Poi, partiti di là, attraversarono la Galilea, ed egli non voleva che alcuno lo sapesse. Egli infatti ammaestrava i suoi discepoli e diceva loro: il figlio dell'uomo sarà presto dato nelle mani degli uomini, ed essi lo uccideranno, ma dopo essere stato ucciso risusciterà il terzo giorno. Essi però non comprendevano questo parlare e avevano timore di interrogarlo. Giunsero poi a Capernaum, e quando fu in casa domandò loro: di che discutevate fra di voi per la strada? Ed essi tacquero, perché per via avevano discusso intorno a chi fra di loro fosse il più grande. Allora, postosi a sedere, egli chiamò i 12 e disse loro: se qualcuno vuole essere il primo, sia l'ultimo di tutti, il servo di tutti. E preso un bambino lo pose in mezzo a loro. Poi presolo in braccia disse loro: chiunque riceve uno di questi bambini nel mio nome riceve me, e chiunque riceve me non riceve me, ma colui che mi ha mandato. Allora Giovanni, prendendo la parola, gli disse: maestro, noi abbiamo visto un tale che non ci segue scacciare demoni nel tuo nome, e glielo abbiamo proibito, perché non ci segue. Ma Gesù disse: non glielo proibite, perché nessuno può fare un'opera potente nel nome mio e subito dopo dire male di me, perché chi non è contro di noi è per noi. Chiunque infatti vi dà da bere un bicchiere d'acqua nel nome mio, perché siete di Cristo, io vi dico in verità che non perderà affatto la sua ricompensa. E chiunque scandalizzerà uno di questi piccoli che credono in me, sarebbe meglio per lui che gli fosse legata intorno al collo una pietra da mulino e che fosse gettato in mare. Ora, se la tua mano ti è occasione di peccato, tagliala. È meglio per te entrare monco nella vita che avere due mani e andare nella Gehenna, nel fuoco inestinguibile, dove il loro verme non muore e il fuoco non si spegne. E se il tuo piede ti è occasione di peccato, taglialo. È meglio per te entrare zoppo nella vita che avere due piedi ed essere gettato nella Gehenna, nel fuoco inestinguibile, dove il loro verme non muore e il fuoco non si spegne. E se il tuo occhio ti è occasione di peccato, cavalo
e è meglio per te entrare con un occhio solo nella vita che averne due ed essere gettato nella gehenna del fuoco, dove il loro verme non muore e il fuoco non si spegne, poiché ognuno deve essere salato col fuoco e ogni sacrificio deve essere salato con sale. Il sale è buono, ma se il sale diviene insipido, con che cosa gli darete sapore? Abbiate del sale in voi stessi e state in pace gli uni con gli altri. Quell'uomo, padre del ragazzo, ha detto: se tu lo puoi. Lui ha detto perché era già incredulo non da Gesù, era già incredulo dalla situazione, dalla condizione che aveva vissuto fino lì. Ma Gesù arriva nella nostra vita con novità e lui non comprendeva chi era Gesù. Invece Gesù gli ha risposto: se tu credi, io posso. Tutto è possibile se tu credi. Gesù stava dimostrando a lui che la potenza, che il miracolo succedeva non solo perché Gesù poteva operare, perché Gesù lo può fare, ma il miracolo succedeva anche per la fede sua. E nel versetto 24 il padre del fanciullo, gridando con lacrime, disse: io credo, Signore. Sa la distanza fra te e il tuo miracolo? È la fede, è una preghiera, è un grido. Gloria a Gesù. E Gesù ha fatto il miracolo in quel momento e ha liberato quello ragazzo. Gloria a Gesù. Che Dio vi benedica. Oggi abbiamo avuto un po' di problemi sulla trasmissione. Ma spero che tutti siano aggiunti in preghiera per la gloria del nome del Signore. Vi saluto, che Dio vi benedica.